Entro l'anno verrà ultimata in Sardegna la grande diga di Monte Pranu. Le infiltrazioni e i cedimenti avevano causato la inabitabilità di quasi tutte le abitazioni della zona di Palmas e di San Giovanni. Ben presto tutto dovrà rivivere in un clima di totale trasformazione. La Regione Autonoma della Sardegna e la Cassa del Mezzogiorno hanno finanziato i lavori di costruzione della diga e di bonifica della zona per dare alle popolazioni possibilità di vita e di un futuro sereno benessere. Atmosfera di commossa allegria a Palmas, in Sardegna, per l'inaugurazione della nuova borgata presso San Giovanni Suergiu. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della regione Corrias e gli assessori Kovacevic e Serra. Il villaggio è stato costruito per ospitare 80 famiglie della vecchia Palmas, le cui case sono state erose da infiltrazioni d'acqua della vicina diga di Monte Pranu. La nuova borgata, provvista di tutti i servizi, dall'acqua corrente alla luce nelle case, alle strade asfaltate, è costata 830 milioni di lire ed è stata costruita grazie alla collaborazione tra la Regione Autonoma, l'amministrazione centrale e la Cassa del Mezzogiorno.